Buonasera e ben ritrovati ad Attualitalk. Io sono Matteo Venturini, anche questa sera siamo in diretta su Caffè TV24, Caffè TV24 che va in onda sul canale 88 per il Friuli, sul 112 per la Lombardia, poi per il Veneto orientale l'85, altrimenti sempre per il Veneto col 19 freccia su si seleziona il canale. Dicevo, siamo qui in onda per parlare di attualità anche oggi, in modo particolare la puntata di oggi ha il titolo Equilibri che furono ed infatti parleremo di nostalgia, anni 80-90 e anche ovviamente del Natale. Ma prima di presentare i nostri ospiti ho il piacere di lanciare il contributo del nostro vice direttore editoriale de Il Veneto, Jacopo Cepparo, e quindi chiedo alla regia cortesemente. Buonasera a tutti, anche per questa puntata Attualitalk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Visto il periodo parleremo del Natale in Veneto e approfitteremo per abbinare la festività con 4 luoghi incantevoli che caratterizzano la nostra regione. Il nostro territorio, durante il periodo natalizio, si trasforma in un luogo incantato, dove il fascino della storia incontra la magia delle feste. Tra mercatini e castelli medievali illuminati, ecco 4 città da non perdere, per immergersi totalmente nel magico spirito natalizio. Il primo è Castelfranco Veneto, con il suo castello medievale, perfettamente conservato. È un vero gioiello ed è sempre un gran piacere ritornarci, soprattutto in periodo festivo. Le mura vengono illuminate da suggestive proiezioni a tema, creando un'atmosfera fiabesca. Dal fine novembre fino all'Epifania, i giardini pubblici lungo le storiche mura del castello di Castelfranco Veneto ospitano la consueta edizione di Natale sotto le mura. Una trentina di casette in legno offrono artigianato, addobbi natalizi e specialità enogastronomiche. Inoltre, il 6 gennaio si svolgerà il Natale dei Borghi entro le mura, con mercatini all'interno del castello. Il mercatino natalizio si snoda nel centro storico, dove si potranno assaggiare dolci tipici come il pan dolce veneto e acquistare regali unici nei negozi di artigianato locale. I bambini adoreranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio, un'attrazione imperdibile per divertirsi in famiglia. Il secondo è Verona, e più precisamente Piazza dei Signori, che si trasforma durante il periodo natalizio in un autentico villaggio di Natale. Qui, oltre agli addobbi scintillanti, ci sono le casette di legno del mercatino di Natale in Norimberga, dove è possibile acquistare prodotti artigianali e specialità enogastronomiche. In Veneto si mangia dove non si fosse capito e si beve di più. Non lontano dall'arena e nelle numerose vie della città sono distribuiti oltre 60 espositori che propongono addobbi in vetro, legno e ceramica, idee regalo e specialità gastronomiche come il vin brûlé e dolci tipici. È possibile poi effettuare una visita al Castelvecchio, il castello medievale di Verona, che aggiunge un tocco di fascino storico al suo incantato itinerario. Di sera la città si illumina grazie alle installazioni luminose che creano un'atmosfera magica lungo l'Adige, che è già bello di suo. Treviso è la terza. Anche grazie ai suoi canali si trasforma in un piccolo scrigno di luci e addobbi natalizi. Il mercatino di Borgo Cavour è tra i più caratteristici, con le bancarelle che propongono oggetti in ceramica, vetro di Murano e altri prodotti tipici del Veneto. Fino all'Epifania Treviso si trasforma in un villaggio natalizio con Treviso Wonderland. Il centro storico ospita mercatini con prodotti artigianali, decorazioni e specialità gastronomiche. L'evento include anche una pista di pattinaggio su ghiaccio e spettacoli per le famiglie. Per un tocco di storia è anche possibile visitare il castello di Roncade, a pochi chilometri dal centro. Qui, tra vigneti e mura antiche, spesso si organizzano degustazioni e attività per grandi e piccini durante le festività.
Infine Bassano del Grappa, conosciuta principalmente per il celebre Ponte degli Alpini e per la Tagliadea, si veste a festa durante l'Avvento. Il mercatino in piazza Garibaldi offre decorazioni natalizie, cibi tipici e spettacoli per bambini. Durante il Natale, piazza Garibaldi e piazza della Libertà si animano con il mercatino di Natale, ospitando 30 espositori che offrono prodotti artigianali e specialità locali. Dal 27 dicembre il mercatino si trasforma nel Mercatino della Befana. Per i più piccoli, il trenino lilipuziano offre tour del centro storico nei fine settimana e in alcune date speciali. A pochi passi dalla piazza il Castello degli Ezzelini domina la città e ospita spesso eventi tematici natalizi come mostre di presepi artigianali e concerti. Una meta perfetta per immergersi nella tradizione veneta. Io vi saluto e vi auguro buon Veneto, regione, e buon Veneto giornale. E buon Natale a tutti. Magna poco. Ecco, con questo augurio allora partiamo col salutare i nostri ospiti fissi e partiamo da Fabio Casetto. Ciao Matteo e ben ritrovati a tutti. Tito Borsa. Ciao Matteo e ben ritrovati ai nostri telespettatori. E anche gli ospiti speciali di quest'oggi, George Aaron, cantante. Buonasera. E Jacopo Cepparo, opinionista. Buonasera. Che per magia è qui di nuovo con noi. E oggi abbiamo tra l'altro una cosa nuovissima, è una novità, abbiamo con noi il pubblico, che è una grande novità e quindi ci terrà compagnia durante le nostre puntate. Bene, direi che prima di partire con i nostri argomenti mancava questo tassello qui, il nostro Massimo Cecchini, il giornalista Massimo Cecchini con il suo contributo. Arrendiamoci, la nostalgia è una malattia incurabile che per giunta lievita nella nostra mente con il trascorrere degli anni. Non è un caso che il termine sia stato creato da un medico svizzero, Johannes Hofer, nel 1688, fondendo le parole greche nostos, ritorno, e algos, dolore. Da quel momento la sensazione malinconica che ogni essere umano prova in determinate situazioni ha trovato un nome in cui abitare. Per questo sono innumerevoli le opere letterarie che hanno proprio nella idealizzazione del passato il loro filo conduttore, ma probabilmente quella che più ne viene caratterizzata insieme alla Odissea di Omero è La ricerca del tempo perduto, scritta da Marcel Proust fra il 1906 e il 1922. Si tratta di un romanzo di circa 3.500 pagine, pubblicato in 7 volumi fra il 1913 e il 1927, gli ultimi dei quali usciti dopo la morte dello scrittore francese. A Proust era stato sufficiente intingere e assaporare un dolcetto, la Madeleine, in una tazza di tè per sentire risvegliarsi i ricordi di tutta la vita, che racconta con tecnica letteraria stupefacente e che proprio grazie a questo riesce a fare specchiare ogni lettore nella descrizione dei sentimenti e degli stati d'animo del protagonista, quanto basta per far dire a chiunque: ecco, questa sensazione l'ho provata anche io, ma a differenza di noi, Proust è stato capace di trovare le parole che a noi mancavano. L'incipit del romanzo è celeberrimo, tanto da essere stato parafrasato persino nel finale dell'ultimo film diretto da Sergio Leone, C'era una volta in America. Si legge infatti questo: per molto tempo sono andato a letto presto la sera, a volte appena spenta la candela gli occhi mi si chiudevano così in fretta che nemmeno avevo modo di dire a me stesso m'addormento. A fianco del tempo perduto però c'è anche il tempo ritrovato, ovvero la percezione grazie a cui notiamo le differenze che si sono create fra il passato ricordato e il presente in cui abitiamo. Il romanzo infatti va a chiudersi in questo modo: mi sembrava che non avrei avuto la forza di tenere ancora a lungo avvinto quel passato che discendeva già così lontano. Una cosa è certa, indietro non si torna. E se la tecnologia adesso, grazie a foto e video, ci consente di riportare a galla il passato in qualsiasi momento, occorre prestare attenzione agli effetti collaterali. Se non si fa pace davvero con le ferite inflitte dal trascorrere degli anni, nella parabola inevitabile che collega bellezza ed estinzione, si rischia di vivere con la testa rivolta all'indietro, idealizzando un tempo che non c'è più e che in ogni caso non si è svolto come lo ricordiamo. La memoria infatti plasma e modifica gli eventi inconsapevolmente.
secondo i nostri desideri, condannandoci perciò alla dolcezza dell'imperfezione e appunto alla nostalgia. Certo, sarà sempre difficile pensare che gli anni migliori siano quelli in arrivo, ma più che giocare con i ricordi, per aiutarci a vivere, è maggiormente utile una robusta cura di speranza. E chissà che il Natale, in fondo, non possa servire anche a questo. E grazie a Massimo Cecchini per l'ottimo contributo, appunto, che anticipa uno degli argomenti di questa sera, che è la nostalgia. In modo particolare andremo a vedere la nostalgia anni 80-90 e sappiamo che la psicologia spiega che è molto più facile ricordare le cose belle piuttosto che quelle meno belle. Che cosa rimpiangete di quegli anni? Si stava meglio quando si stava peggio oppure è solo un effetto nostalgia? E partiamo da George Aaron. Non lo so, diciamo che ogni epoca e ogni momento ha i suoi passaggi belli e i suoi passaggi meno belli. Quindi sicuramente si stava bene allora e si sta bene adesso in modo diverso. È chiaro che io avevo 40 anni di meno e quindi stavo meglio sotto il profilo della carta d'identità, però le cose che ho fatto, che mi hanno portato a essere quello che sono adesso, mi fanno vivere bene e felice anche in questo momento e aspetto anche il futuro senza grandi timori. Peraltro io sono convinto che si debba vivere l'attualità, l'odierno. Quello che è stato, non puoi farci nulla, lo puoi ricordare. Hai detto bene tu, è più facile ricordare le cose belle perché danno meno fastidio. Credo in alcuni casi le cose brutte rimangano dentro e ogni tanto riaffiorano per disturbare, però in realtà si stava bene allora e si sta bene adesso. Non vedo grandi differenze sulla mia vita personale. Poi se vogliamo parlare di com'era il mondo allora, sicuramente era più facile, c'era più speranza, c'era più voglia di vivere, si credeva di più negli altri perché non c'era tutta la tecnologia che c'è adesso che ci distrae un po' dai rapporti umani, e questo forse è venuto a mancare, anzi sicuramente manca, perché adesso è molto più difficile avere rapporti con le altre persone nonostante sia molto più facile comunicare con chiunque nel mondo. Ai tempi dovevi parlare con le persone, uscire per strada, andare in discoteca, e quindi c'erano rapporti molto più veri, più sinceri anche, ti confrontavi direttamente con le persone, non con un telefono sul quale poi tutto viene falsato, viene trasformato. Quindi forse questo è il tuo vero rimpianto? La comunicazione, lo stare insieme? Beh, sì, io non ho rimpianti perché comunque quelli della mia età continuano a comportarsi come allora, quindi anche quei cantanti con cui giravo ai tempi continuiamo a rivederci, a trovarci, e preferiamo il rapporto personale che non il rapporto telefonico. Utilizziamo il telefono piuttosto che WhatsApp o tutte le varie app che aiutano, Facebook, per diffondere messaggi, per fare promozione oppure per rendere più rapida la comunicazione quando è necessario. Ma per quanto riguarda me, io continuo a prediligere il rapporto personale, a vedere le persone, a stringere la mano, e credo che sia l'aspetto più importante da mantenere vivo, perché se ci lasciamo prendere dalle macchine e dalla semplicità di comunicazione dei sistemi attuali, c'è il rischio di perdere molta umanità. Oltretutto vedo che i giovani di adesso usano molte meno parole di quelle che usavamo noi, e questo è un grande problema, perché quando tu non hai le parole per esprimere un concetto, un tuo disagio piuttosto che una tua gioia, questo disagio e questa gioia non esistono più materialmente perché non sai dargli un nome, e quindi nasce molta più violenza, molta più reazione negativa, che lo stiamo vedendo un po' dovunque nelle nostre città ma in tutto il mondo, perché quando non hai le parole per esprimere una cosa diventi cattivo, come erano gli uomini primitivi. Per renderla semplice, non avendo parole usavano molto più i fatti. Stiamo ritornando a quello lì, temo. Jacopo Ceparo. Vado a casa, ha già detto tutto, cioè, è stato assolutamente quasi completo. Quindi passo sul piano personale. Ho la nostalgia dei miei nonni, che non ci sono più. Non ho la nostalgia della guerra fredda degli anni '80. Avevamo seriamente paura di finire brasati. Sono come chi mi ha preceduto convinto che il giorno migliore sia oggi. Eventualmente si può lavorare sul domani, quindi
In realtà vivo con molta benevolenza anche quel poco che sono stato e che sono. Ho più nostalgia dei rapporti umani, di quello che è stato, e quello che adesso, come tutto, ha lati positivi e lati negativi. Ho anche una certa fiducia in realtà nei giovani. Quello che non sanno esprimere lo impareranno, perché comunque ho avuto recentemente un esempio da parte di mio figlio che ha 14 anni, che pensavo fosse abbastanza, si può dire in televisione, rincoglionito dai social. Oramai l'ho detto, pace, e invece se ne è uscito con delle cose veramente fantastiche, con delle idee, delle conoscenze che manco pensavo avesse, e lui mi ha detto: papà, non guardo solo i video idioti. Chapeau. Quindi io sono un ottimista, uno che ha fiducia nella capacità delle persone di migliorarsi se inserito in un contesto adeguato. E adesso è arrivato il turno di Fabio Casetto, che non aspettava altro che questo momento. Ma vabbè, dalla nostalgia di Platini, Maradona, Zico, eccetera, no, comunque se ormai da un quarto di secolo, quindi da 25 anni, si continua a in qualche maniera parlare degli anni 80, qualcosa deve essere successo, qualcosa devono aver lasciato. Ormai sono 25 anni circa che sono nati gli 80 Festival, che si ripropone in discoteca, si propongono serate a tema che registrano tuttora il tutto esaurito ogni volta che qualche cantante appunto dell'epoca si esibisce. Credo che sicuramente un segno l'hanno lasciato. L'hanno lasciato perché comunque erano musiche leggere, erano musiche semplici, era un periodo dove si era spensierati, un periodo dove c'era anche molta speranza, come diceva chi mi ha preceduto prima, quindi fondamentalmente l'effetto nostalgia deriva da una situazione proprio di speranza e semplicità, che probabilmente è la differenza che c'era fra gli anni passati e gli anni d'oggi. Si fa presto a dire ma si stava meglio quando si stava peggio, oppure si sta meglio adesso piuttosto che all'epoca. Diceva Giorgio prima, sono due situazioni diverse, come si stava bene allora si stava bene anche oggi. Probabilmente oggi abbiamo più cose dell'epoca che gravano comunque anche sulle famiglie, molti costi che all'epoca era sufficiente anche un padre di famiglia a lavorare da solo, e comunque si andava in vacanza lo stesso. Oggi se non sei in due a lavorare probabilmente è più difficile mantenere un tenore di vita come quello di 40 anni fa. Però fondamentalmente sì, rimango sul fatto che la musica ha fatto da traino per ricordare quella decade, e tutt'oggi continua a essere riproposta. Basti pensare, ascoltare un pochettino la radio, un 80% delle hit di oggi contengono un campione o comunque una riproposizione della musica dell'epoca, che a sua volta era una musica, dicevo prima, leggera, spensierata, quindi evidentemente di quello, oltre che Zico, Platini, Maradona, eccetera, nostalgia personale, il calcio di quegli anni, ma comunque, come diceva anche Jacopo, è una nostalgia personale. Sì. E adesso vorrei sentire anche Tito Borsa, che è il più giovane qui in studio. Sì, l'unico che gli anni 80 li ha visti soltanto in cartolina, quindi io non ho la minima idea, diciamo, per esperienza diretta di tutto ciò di cui state parlando. Quello che da anche appassionato e studioso di storia mi sento di dire è che sicuramente gli anni, no, non solo gli anni 80, però tutto il passato italiano è per esempio meno sicuro dell'attualità. La criminalità è scesa, e, giusto per fare un esempio, a parte alcuni crimini che sono rimasti più o meno, diciamo, costanti, però la situazione nel complesso è migliorata. Questo ci dicono i dati, dopo la percezione può essere anche diversa. Quello che mi sento anche di dire è che gli anni di oggi andranno storicizzati quando sarà il momento di farlo. Noi ovviamente guardiamo agli anni 80, agli anni 70, per non andare ovviamente ancora prima, con gli occhi di chi sa che cosa è successo dopo e quindi sa anche dare una forma a quello che chi era là non poteva sapere, come noi non possiamo sapere dove stiamo andando oggi. Un'ultima cosa che mi sento di dire, sentendomi comunque molto ignorante sull'argomento, anche perché Fabio Casetto, quando si tratta di anni 80, è credo la massima istituzione in materia, e una cosa che però mi sento di dire è che negli anni 80 come oggi ci sono varie categorie di persone, varie parti della società. Questo non è ovviamente una distinzione di merito, c'è meglio, c'è peggio, però negli anni 80 c'era chi si stava accorgendo
per studi che aveva fatto, per attitudine personale, per 10.000 motivi diversi, c'era chi si stava accorgendo che tutto quel benessere stava andando a finire in un baratro e c'era invece chi giustamente aveva una visione della vita molto più leggera, in cui sembrava che il futuro sarebbe stato roseo e pieno di speranze, pieno di realizzazione per tutti. Anche oggi c'è chi fa quello che continua a concentrarsi su questo momento, prendendo quel poco forse che c'è di positivo, e chi invece, per tante ragioni diverse, cerca sempre di fare un po' il bastian contrario, di dire ok, va bene, però c'è anche dell'altro. Quindi un conto è fermarci alle cose rispettabilissime come la discoteca, la musica, il cinema degli anni '80, tante cose. Un conto è anche dire ok, però prima abbiamo menzionato anche la guerra fredda, era la fine della guerra fredda, c'erano anche problemi, diciamo, di carattere politico, di carattere economico, anche se non venivano sempre fuori. Quindi diciamo che secondo me le cose cambiano a seconda della prospettiva da cui le si vuole guardare 40 anni fa, 100 anni fa e anche oggi. Abbiamo fatto il nostro primo giro, ma ricominciamo subito perché gli argomenti oggi sono molti. E riparto proprio da Tito. Che cosa manca oggi invece che c'era qualche anno fa? Beh, premesso che io non so che cosa ci fosse, diciamo, nella vita quotidiana di 40 anni fa, anche 30 anni fa, credo comunque che soprattutto per le persone della mia generazione e anche più giovani manchi la speranza nel futuro che sembra sempre essere stata mangiata da chi è venuto prima di noi. Sembra sempre che tutte le risorse, che tutte le possibilità, tutte le speranze siano state già prese da qualcun altro. Faccio un esempio col mio mestiere di giornalista. Oggi fare il giornalista da un punto di vista pratico è molto più facile che farlo di chi lo faceva 40 anni fa. Io posso intervistare in un nanosecondo una persona che sta dall'altra parte del mondo, gli inviati o i corrispondenti possono mandare in diretta tutti gli aggiornamenti, le notizie circolano come mai prima di oggi, e il mestiere del giornalista è un mestiere, da un punto di vista, diciamo, dei grandi numeri, fallimentare, cioè non ci sono possibilità, non ci sono posti di lavoro, non ci sono soldi, i giornali cartacei sono in agonia quando non hanno chiuso, la televisione non si capisce bene che direzione prende, il web non rende, quindi sembra sempre che nonostante abbiamo dei mezzi che a livello teorico ci permetterebbero di svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi, anche per il pubblico, anche perché penso che il giornalista svolga un servizio pubblico, quindi la sua attenzione dovrebbe essere prima di tutto agli altri. Il punto è che in realtà la classe giornalistica, soprattutto per quelli della mia generazione o più giovani, è fatta di precari sottopagati, quando invece, diciamo, i monumenti del giornalismo hanno avuto ben altre possibilità. Avranno avuto il loro indiscutibile talento, non lo metto in dubbio, però oggi, adesso mi tolgo la mia esperienza personale perché non ho voglia di dare giudizi su me stesso, però giovani giornalisti senz'altro pieni di talento, pieni di passione, che potrebbero fare grandi cose, non hanno neanche lo spazio per capire se quel talento ce l'hanno. E ti confermo questa cosa, tant'è che le possibilità che già ho avuto io nel mio ambito sono state molto ampie e già erano molto ridotte rispetto a 40-50 anni fa, quindi è una conferma a quello che effettivamente è in questo momento. Jacopo? Mi permetto un attimo solo di aggiungere una cosa, perché le generazioni più avanti di solito se la prendono con i giovani che sembra che non vogliano fare niente, che sono arrabbiati, che magari prendono anche delle iniziative più o meno condivisibili, quando la rabbia perché, cioè contando che c'era una torta e la rabbia perché qualcun altro venuto prima quella torta se l'è mangiata tutta e ha lasciato soltanto le briciole, può non essere condivisibile talvolta nelle modalità, però è una rabbia assolutamente comprensibile. Jacopo? Allora, cosa manca adesso? La fame. Io, parlando con i giovani, gli chiedo cosa vogliono fare da grandi. Boh, ma cosa ti piace fare? Niente. Qual è il tuo sogno? Nessuno.
negli anni '80 noi volevamo essere qualcosa, volevamo essere. Ci vedevamo pompieri. Sto citando un Grisù, no? Il draghetto dei cartoni animati. Cosa vuoi fare da grande? Il pompiere, questa contraddizione, ma questo sogno di un draghetto che voleva spegnere incendi. I giovani d'oggi hanno, come hai appena finito di dire tu, il mondo in mano, più da un punto di vista virtuale, però anche confrontando i prezzi del biglietto di un aereo, forse ce lo possono avere anche da un punto di vista reale, nel senso che con una spesa molto molto ridotta rispetto al corrispettivo degli anni '80, non dico che possono girare il mondo, ma poco ci manca. E però mi chiedo, questa è una mancanza di fame assoluta o del nostro mondo? La risposta è ovvia, no? Andiamo a chiedere cosa vuole fare da grande a un ragazzino indiano o cinese, e probabilmente avremo delle risposte molto diverse. E da questo punto di vista sono in realtà molto solidale con i giovani, perché in qualche modo, e onestamente faccio fatica a capire come, non sono un sociologo, gli è stato rubato il loro futuro. E non è neanche una questione di risorse, perché anche da questo punto di vista le risorse materiali sono sfruttate sempre più efficacemente, le risorse economiche, cari ragazzi, vi raccontano la palla che non ci sono, le risorse economiche ci sono, è che preferiscono non millantare un debito pubblico che non vuol dire assolutamente niente, soprattutto all'interno di un contesto, quello che dovrebbe essere la vostra santa Europa, la vostra salvezza europea, che potrebbe cancellarlo con un colpo di spugna. Quindi, ecco. Quindi sto dalla vostra parte, però dovete iniziare ad avere fame. Lo diceva qualcuno di importante, vero? Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Però non so quanto sia stato virtuoso Steve Jobs nel favorire nella pratica il futuro di persone che in qualche modo ha contribuito a connettere, senza dubbio, forse in assoluto quello che ha avuto più visione in tal senso. Io sono un figlio, se vogliamo, del personal computer, era l'oggetto del mio desiderio negli anni '80, davanti al Commodore VIC-20, l'Amiga, non ne parliamo, erano dei sogni assoluti, però erano vissuti più come giocattoli che come mezzi. Non lo so, non sono sicuro che sia tutto bene o tutto male, sono degli strumenti e bisogna vedere come usarli. Come sempre. George? Bello, messo in campo dei begli argomenti. Diciamo che in realtà negli anni '80, visto che parliamo di quelli, io poi quelli ho vissuto da ventenne e ho anche avuto una fettina di protagonismo, diciamo, quindi i miei sogni negli anni '80 li ho realizzati, anzi ho realizzato qualcosa di diverso dai miei sogni, io volevo fare l'archeologo, quindi era un po' diverso, invece mi sono ritrovato a 18 anni a fare la star della Italo Disco in giro per il mondo, cosa che non mi lamento assolutamente di aver fatto, ovviamente, però ma dei tanti argomenti toccati, diciamo che i sogni ci sono tuttora. Io vedo i miei figli sognano, creano, fanno. È vero che la tecnologia e il fatto di poter accedere a tutto dà meno immaginazione, magari dovremmo aiutarli a leggere qualche libro in più, e forse perché il libro ti costringe a immaginare, perché tu leggi e la mente comincia a viaggiare e cerca di immaginarsi ciò che ti viene descritto. Guardi un film o guardi un videogioco, una cosa del genere, è evidente che ce l'hai di fronte agli occhi, non hai bisogno di inventarti nulla, anzi, di peggio, ti viene imposto quel tipo di modello, quel tipo di immagine, perché tu quella vedi. Per cui se io ti parlo dei Caraibi, ti fa vedere quel pezzo di Caraibi che hanno deciso di farti vedere il regista, piuttosto che, mentre se tu lo hai nella tua mente, ti crei dei Caraibi tutti tuoi e cominci a crearti un mondo fantasioso che poi ti aiuta a costruire il tuo mondo reale. Quindi da questo punto di vista
diciamo che anche negli anni '80 c'era chi aveva fame e chi dormiva. Erano più quelli che non avevano fame, che facevano le loro cose un po' diciamo come automi, che non quelli che avevano fame. La fame secondo me ce l'hanno anche adesso tanti, li vedo in giro e mi fa piacere vederlo. È chiaro che hanno degli strumenti diversi e non è semplicissimo aiutarli, perché per noi sono strumenti strani, avulsi al nostro modo di pensare e di vedere. Dovremmo qualche volta calarci nei loro panni e cercare di capire loro come vedono il mondo, e forse potremmo dargli una mano. Poi diceva bene prima a proposito del fatto che hanno una rabbia, ce l'abbiamo avuta tutti la rabbia verso la generazione precedente. Vorrei ricordare il 68, io non ci ho partecipato perché avevo 5 anni, quindi, però anche allora c'era questa rabbia verso gli adulti, verso il mondo dei grandi. La guerra fredda, sì, ai tempi aveva una guerra fredda, noi abbiamo 2 guerre belle e toste a pochi metri di distanza, vorrei dire, perché peraltro le distanze di un tempo non ci sono più. Esatto. Quindi un missile che partiva in Vietnam si fermava in Vietnam, adesso un missile che parte dall'Iran può arrivare a Roma in poco meno di mezz'ora. Quindi diciamo che ogni epoca ha i suoi pensieri per non dormire. Però io sono sempre stato positivo. Secondo me bisogna avere il coraggio di affrontare le cose, ripeto, magari aiutare i giovani a leggere qualche libro in più, aiutarli a vedere il mondo reale, perché loro si stanno abituando a un mondo artificiale che gli viene creato. Terribile che i giornalisti non abbiano spazio, perché i giornalisti, per quanto ognuno ha le sue idee e quindi porta avanti il suo modo di pensare e di vedere la vita, davano una visione comunque degli accadimenti. Adesso ti vengono imposti anche quelli in maniera virtuale e visiva, quindi ti convincono anche se non sono veri, perché comunque li vedi e ciò che vedi è vero. Per cui è un'epoca molto particolare. Sono d'accordo che bisognerà guardarla domani, perché quello che accade oggi noi lo vediamo con gli occhi, almeno per me stesso le guardo con gli occhi e quindi con la critica di chi ha vissuto cose diverse e prima. Per cui per me è un mondo totalmente diverso da quello in cui ho vissuto. Sono conscio che lo abbiamo creato noi e sono anche felice di molte cose che sono state create. Per me è straordinario pensare che in questo momento stiano lanciando decine di satelliti in orbita e tra poco avremo la possibilità di usare il telefono cellulare in qualunque parte del mondo, una cosa assolutamente democratica, perché anche in Africa, in mezzo ai deserti, il cellulare funzionerà, quindi ci sarà uno stravolgimento totale della vita. Totale, perché poi ci sarà l'intelligenza artificiale che stravolgerà ancora di più la vita di tutti quanti. Molti lavori scompariranno, ma io, più che preoccuparmi e dire ai non esisterà più quel tipo di lavoro, io comincerei a ragionare su cosa si potrà fare dopo. Perché anche quando sono nate le fabbriche tutti pensavano che sarebbe morta l'agricoltura, che sarebbe morto di qua, sarebbe morto di là, e invece in realtà l'uomo, che è l'animale che si adatta meglio a qualunque tipo di situazione, sicuramente troverà un nuovo equilibrio e un nuovo modo di andare avanti. Certo, quello che spaventa quantomeno chi viene dalle generazioni precedenti è il fatto che tutto corre velocissimo. Una volta, per cambiare, mia nonna, che era del 1907, si ricordava il primo treno che era passato. Per vedere gli uomini sulla Luna ci ha impiegato 50 anni. Adesso noi stiamo parlando di intelligenza artificiale e di droni che possono fare le funzioni dell'essere umano. Fra 2 anni ce li abbiamo in giro sui bar. Cioè la rapidità con cui cambia il mondo è talmente incredibile rispetto a quello che è stata negli ultimi millenni, neanche negli ultimi anni, negli ultimi millenni, stravolge completamente la capacità. Chi vuole andare avanti deve essere veloce. La lentezza purtroppo non è più una qualità che ci si può permettere. E per me, ritorno, io lo dico sempre perché ormai è una fissa che ho, bisogna aiutare la gente a leggere, ritornare ad usare le parole, smetterla di aver paura di dire le parole, non aver paura di dire quello che si pensa, perché sono tutti molto uniformati, bisogna tutti avere la stessa giacca, il giubbetto e l'occhiale e i filtri particolari che funzionano benissimo, vanno benissimo, anche lì sfatiamo i filtri di Instagram, voglio dire.
negli anni 50 le foto degli attori erano tutte truccate, non è che fossero come li vedevi. Se tu vedevi un attore di persona manco lo riconoscevi, perché venivano completamente rifatti a mano. Adesso sono in lavatrice, come dico io, però insomma sempre quello è. Quindi per me insomma sono positivo. Ma toglimi una curiosità, è un'esclusiva questa? È la prima volta che lo dici che saresti stato un archeologo? No, l'avevo detto alle mie maestre elementari, credo. Quindi un'esclusiva di AttualiTalk. Sì, George direi sì. Aron, Ma io ho una archeologo. grande passione per la storia, infatti sostengo che la storia in buona parte è finta, nel senso che noi sappiamo quello che ci è stato raccontato o lasciato, no? Noi non sappiamo cosa succedeva nella Germania, che allora non era Germania ai tempi di Roma, perché non erano in grado né di scrivere né di leggere, non sapevano tramandare neppure a parole in molti casi quello che accadeva, mentre noi abbiamo avuto la fortuna di avere Virgilio, di avere Giulio Cesare, quindi noi abbiamo una serie di informazioni che però ci sono state date dai vincitori, da chi è stato in grado di lasciare delle tracce. Chi non ha lasciato tracce o gli sono state cancellate, io ho il terrore di chi vuol cancellare le parole, chi vuol cancellare gli accadimenti passati. Per me è allucinante. Cioè è esistito un personaggio che non ci piace, ma è esistito, non è che cancellando nel nome lui non è più esistito, anzi manteniamo ben viva la memoria e ricordiamo a tutti quello che è successo, perché magari qualcuno ci pensa 2 volte prima di rifare le stesse cose. Se non sa che è accaduto, potrebbe rifarlo senza saperlo. Nel bene e nel male. Eh sì, secondo me sì. Fabio? Sì, il concetto secondo me che è uscito anche da questa sera è il concetto di velocità. La velocità con cui è cresciuta e si è evoluta la specie umana è inferiore alla velocità con cui si è evoluta la tecnologia. Faccio un esempio banalissimo, proprio recente, qualche giorno fa, andando a Vienna, mi sono fermato in area di servizio e c'era il cameriere che era un robot che si muoveva all'interno dell'area di servizio, raccoglieva i piatti, eccetera. E questa cosa mi ha lasciato un po' così di stucco, perché penso che tra poco, come diceva Giorgio prima, avremo veramente i droni che svolgono servizi, eccetera. Però è vero anche che sì, ok, c'è un posto di lavoro in meno, di un cameriere in meno, ma è vero anche che dietro a quel robot ci sono magari un pool di ingegneri o comunque di persone che l'hanno progettato, lo realizzano, lo montano, lo smontano, lo testano, eccetera. Quindi è una trasformazione, appunto l'uomo si adatta velocemente, però c'è un discostamento fra la velocità, appunto come dicevo, della crescita nostra, culturale anche, e la velocità della tecnologia. Non siamo stati capaci, secondo me, andare di paro passo. E lo si vede anche proprio dal fatto della comunicazione anche che abbiamo. Leggiamo poco, abbiamo un telefonino in mano tutti quanti dove dentro c'è tutta l'enciclopedia praticamente mondiale di qualsiasi cosa, la trovi o con l'intelligenza artificiale, con Wikipedia, con Google, con qualsiasi app, tu puoi avere in pochi secondi quasi tutto quello che uno desidera, però contestualmente a questo non siamo più capaci di scrivere, parlare in maniera come si scriveva 30, 40 anni fa, 50 anni fa, basta leggere anche gli articoli di giornale e Tito me lo può anche confermare, insomma, che il lessico, il vocabolario con cui si scrive oggi è molto diverso rispetto all'epoca. Io sinceramente, a giudizio personale, preferivo quello dell'epoca, ma sono un nostalgico, un cronico, esatto, quindi su quello non ci posso fare niente. Al netto di questo, veramente una volta si suonava il campanello, si telefonava, c'era la mamma che ti urlava dalla finestra per venire su che era pronto. Adesso siamo quasi polli da batteria fondamentalmente, siamo dipendenti dal telefono. Mi fa piacere che prima Giorgio diceva che con gli amici dell'epoca si sente, si vedono, preferiscono bersi una birra e chiacchierare insieme piuttosto che le emoticons, piuttosto che insomma, non so, altri sistemi. Cioè, la socialità, comunque la mancanza di socialità la vediamo proprio anche nel parlato, la vediamo anche nella difficoltà magari di espressione anche di alcune persone o comunque di alcune categorie. Quindi sì, io sono un po' preoccupato da questa velocità, ma siamo positivi, come chi mi ha preceduto insomma ha cercato di mettere come valore, come mood, quindi andiamo avanti, siamo positivi e vediamo cosa sarà. Beh, intanto complimenti per l'abbigliamento, perché sei completamente a tema.
e quindi tema anni 80-90 e giustamente non aspettavi altro che questa puntata. Vedo che Tito forse vuole aggiungere qualcosa. Sì, mi permetto di dire due cose rapidissime prima di lasciare spazio agli altri ospiti. La prima riguarda quello che ha detto anche Fabio, e cioè che dentro un telefono, grazie a internet, abbiamo praticamente la conoscenza dello scibile umano. Ma questo evidenzia ancora una volta la differenza che c'è sempre stata fra l'erudizione, il conoscere le cose, il sapere che so, Cristoforo Colombo è arrivato in America nel 1492, e invece la cultura, che significa anche dare un peso alle cose. Se non so una cosa so dove cercarla, se leggo una cosa so capire se è una sciocchezza, se la fonte è affidabile, e ovviamente quando abbiamo a disposizione di tutto, sia nel bene che nel male, questa differenza fra cultura ed erudizione diventa ancora più importante. La seconda cosa, io capisco e non condivido, però capisco tutti i discorsi sui social, eccetera. Però dobbiamo anche ricordarci che i social network hanno dato, o anche comunque la comunicazione in tempo reale attraverso un cellulare, hanno dato possibilità a tantissime persone di esprimersi, cosa che magari per 10.000 motivi diversi prima non avevano modo di comunicare, di esprimersi, di mantenere dei contatti umani. Penso a delle persone con disabilità, giusto per fare un esempio, ma non solo, e quindi credo anche che non sia una scelta o esco in strada con gli amici oppure mi faccio una videochiamata su Zoom. È uno strumento in più, è uno strumento che può avere anche dei limiti, non lo mettiamo in dubbio, qua nessuno vuole, diciamo, santificare un'opzione piuttosto che l'altra, però è uno strumento in più, per tante persone è uno strumento fondamentale, e quindi anche per esempio durante il Covid, se non ci fosse stato Zoom, le lezioni universitarie, le lezioni scolastiche, adesso sto facendo un esempio banalissimo, sarebbero state interrotte e gli studenti sarebbero rimasti là col cerino in mano. Quindi diciamo che è un'aggiunta, ed è, secondo me, al di là di come lo si usa, perché sono strumenti che non hanno un valore morale intrinseco, al di là di come li si usa, comunque sono strumenti fondamentali. E aggiungo giusto un dettaglio: manca l'educazione nell'utilizzo di certi strumenti, perché molto spesso vengono messi in mano a dei ragazzini senza istruzione, senza nulla. Qualche anno fa forse si dava più valore, faccio un esempio, per il computer, perché un computer costava 10 milioni, quindi darlo in mano a un ragazzino era un po', diciamo, un rischio, c'era il rischio di trovarselo rotto poi. Quindi manca questo, perché appunto c'è purtroppo un calo, a mio vedere, del valore effettivo del bene o dello strumento, diciamo così, e manca quella parte appunto che è l'istruzione, il libretto di istruzioni. Passiamo al secondo argomento e mettiamo un pochino di pepe perché c'è bisogno. Gli anni '80 sono stati segnati da due personaggi storici: Bettino Craxi per la politica e Silvio Berlusconi per l'imprenditoria. Quali valori hanno lasciato? E partiamo da George. Allora, come ha detto bene prima lui, la storia quando la guardi, però la devi aver vissuta, perché altrimenti giudichi tramite quello che qualcun altro ti ha raccontato. Io l'ho vissuta, quella sia di Bettino Craxi che di Berlusconi, per entrambi le loro fasi più importanti, diciamo. Allora, ai tempi, negli anni '80, Craxi non è che godesse, a parte nel primo periodo in cui era famoso ed era importante, godesse di grande amore. Quando è caduto è stato distrutto l'uomo. Distrutto secondo me in modo scorretto, perché era sicuramente colpevole di molti errori, ma era anche un grande statista, un grande politico, che al giorno d'oggi non ce ne sono a quei livelli. Era un uomo del suo tempo, ha fatto, ripeto, degli errori sicuramente importanti, non è stato l'unico, è stato più un capro espiatorio per tutto un sistema che non funzionava e che non andava bene. Dopodiché Craxi ha pagato anche l'aver alzato la testa davanti agli Stati Uniti e aver difeso l'Italia in momenti storici molto particolari, che non sto qui a ricordare, però diciamo che gli Stati Uniti hanno trovato il modo poi di fargli pagare il conto, probabilmente tramite altre cose, ma insomma sono arrivati a fargli pagare questo
questo aver alzato la testa. In realtà è stato forse l'ultimo che ha difeso l'onore dell'Italia come Stato, come unità per molti anni. Poi adesso insomma le cose sono cambiate, è cambiato il mondo, quindi è un po' più tutto diverso. Silvio Berlusconi, secondo me, al di là del giudizio che uno può darne personale per la sua vita personale, è stato un fenomeno, cioè qualcosa di irripetibile, un uomo che in qualunque campo si sia cimentato è riuscito a portare a casa risultati che sarebbe difficile anche poter portare dedicandosi solo a uno di quei campi lì. Lui in qualunque cosa si sia dedicato è riuscito a portare risultati straordinari. Ripeto, io giudizi morali non ne do mai, perché ognuno di noi ha la sua vita, fa i suoi sbagli, per cui se lo devo guardare come imprenditore e come uomo anche politico, poi è stato un uomo che ha saputo portare risultati che sarebbe bello poter replicare anche adesso, ma la vedo difficile perché il mondo è un po' diverso. Però uno che si inventa Milano 2 e se la va a costruire, perché ho letto degli aneddoti pazzeschi, cioè lui andava a fare il pittore all'interno te vedi Silvio Berlusconi, poi usciva di corsa e faceva finta di essere l'imprenditore, cioè era un personaggio non d'altra epoca, secondo me era un personaggio di un altro mondo, perché non ce n'è. Quindi entrambi, secondo me, visti a posteriori, ci lasciano molto più di quello che noi pensavamo potessero lasciare vivendoli. Craxi ci ha lasciato, ripeto, questo orgoglio della nazione, dell'Italia, il dire vabbè, rischio, però alzo la testa e difendo il mio paese, siamo l'Italia. Berlusconi ci ha lasciato sicuramente la caparbietà, il dimostrare che se tu decidi di andare in un certo posto non puoi sempre farlo, ma se ci metti le forze, hai la capacità di farlo, arrivi. E quindi io li vedo bene entrambi. Volevo sapere adesso l'opinione di Fabio. Ma posso iniziare con una battuta? Allora, Bettino Craxi per la mia professione ha lasciato la legge 4785, che è la legge sul condono, che è condono edilizio, quindi tutt'oggi lo nomino praticamente quotidianamente ai miei clienti, legge Craxi, la gente che ha una certa età si ricorda, ah, sì, il condono, e quindi diciamo convivo giornalmente nella mia professione con... Un incubo, Fabio? Mi dispiace. Sì, sì, vabbè, insomma, mi trovo giornalmente anche come materia di trattativa con le persone. Con il nomino Craxi gli viene in mente quell'85, quando appunto dal giorno alla notte si poteva sanare qualsiasi abuso precedente. Comunque, al netto di questo, io concordo un po' con Giorgio per quanto riguarda una parte, cioè quella dell'oggettività, perché poi dipende sempre, e qua aggiungo invece la soggettività, dipende sempre da che punto uno si pone nel giudicare. Poi giudicare, perché per forza sempre giudicare? Ci sono dei fatti oggettivi e delle opinioni personali. Sul fatto di Berlusconi, indubbiamente è stata una persona che ha raggiunto in ogni campo dove si è cimentato, ha raggiunto grossi successi. Poi se uno volesse mettersi a disquisire sul come, perché, eccetera, allora si aprirebbe un dibattito che staremmo qui fino a domani mattina. Quindi ognuno credo cosa hanno lasciato, ognuno credo che abbia lasciato quello che in quel momento lì, nella propria vita, nel proprio momento, nella propria professione o comunque il ruolo che ricopreva e nel momento storico in cui si trovava, ha lasciato. Nell'85 c'era bisogno di lasciare un condono, quello lasciato. Nell'82 c'era bisogno di far partire una leva economica molto importante. Ricordiamoci sempre l'aneddoto di Berlusconi con Ennio Doris in Costa Smeralda negli anni 80, quando da lì poi partì Fininvest, tutto quello che poi adesso oggi è Mediolanum. Casuale, fortuito fu quell'incontro che poi ha segnato comunque anche la vita di molte persone, nel bene o nel male, per carità. Quindi io sono molto per il caso e il momento in cui vive e quello che lascia poi di conseguenza. Insomma, non mi sento di dare giudizi personali, perché altrimenti dovremmo cambiare anche il tema, il titolo della trasmissione. Quindi, Vediamo se poi Tito magari te li tira fuori. Va bene, magari. Io perché? Jacopo? Peccato, volevo intervenire dopo Tito, sarebbe stato più divertente. Comunque, allora, il Berlusconi negli anni 80 è stato un imprenditore, sì, forse ha ricevuto degli aiuti, li ha saputi sfruttare
indubbiamente benissimo. Diverso è il Berlusconi degli anni 90, ma stiamo parlando degli anni 80, quindi fiu. E Craxi, attenzione, non c'era mica solo Craxi, c'erano anche altri personaggi, figli di un modo di fare politica colto. Questi hanno tenuto in piedi l'Italia in momenti drammatici, ben precedenti, e hanno saputo poi mettere a frutto quella cosa che si chiamava piano Marshall e che ha prodotto il miracolo italiano. Questa era una mentalità figlia del concetto di spesa pubblica come principale volano per la ricchezza di un paese. Adesso stiamo parlando dell'esatto opposto. Quindi, premesso il fatto che quella volta delle monetine, se io fossi stato lì, avrei tirato la monetina, so che avrei sbagliato. Chiedo addirittura scusa all'anima di Craxi per questa intenzione e santo cielo se lo rivorrei indietro. Tito? Puoi un attimo ripetere la domanda, che dopo tutti questi discorsi mi sono un pochino perso? Semplicemente volevo sapere quali valori hanno lasciato Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. Una parte di me ti risponderebbe il valore della delinquenza, però al di là di questo credo che dobbiamo un po' entrare nel merito, al di là delle battute. Craxi sappiamo benissimo come è finito, dopo è partito un processo di santificazione che continuano a non inquadrarmi, però sentiranno la mia voce così come voce fuori campo, però al di là di questo io continuo comunque Craxi sappiamo com'è finita, probabilmente Giorgio prima si riferiva, giusto per fare un esempio, alla questione di Sigonella con Craxi che ha preso Abu Abbas, uno dei responsabili, che era responsabile di un omicidio di un ebreo disabile che era stato lanciato giù dalla nave, e anziché darlo agli Stati Uniti perché avesse un processo, essendo la vittima, poi si può discutere se il processo dovesse avercelo in Italia o negli Stati Uniti, però la vittima era un cittadino americano, il processo c'è stato in contumacia perché nel frattempo Abu Abbas è stato mandato con i cari saluti di Craxi in Iraq da Saddam Hussein, dove ha avuto una vita molto così brillante, successivamente non ha mai pagato per quello che ha fatto. Berlusconi imprenditore, e non penso che, le opinioni, vabbè, ci possono essere, ognuno ha le sue, è il Berlusconi che dalla sentenza dell'Utri ha pagato Cosa Nostra per anni, questo è stato certificato e secondo me è un bravo imprenditore, non fa queste cose, ma questa è la mia opinione. È il Berlusconi che per la villa che era dei Casati Stampa, se non sbaglio, con l'aiuto del tutore della figlia, visto che i genitori erano morti in una maniera tragica, ha ottenuto quella villa, il tutore era Cesare Previti, ha ottenuto quella villa a un prezzo stracciato. È un imprenditore che a me non piace, se vogliamo usare un eufemismo, quindi oltre a essere dopo diventato un pregiudicato, ma questo ovviamente con gli anni '80 non c'entra niente. Quindi questa è la mia opinione in merito. Dopo, se a qualcuno piacciono queste storie, chi sono io per giudicarlo? Io mi attengo ai fatti e leggendo i fatti e soprattutto le sentenze, non perché i giudici abbiano sempre ragione, però nelle sentenze ci sono anche dei fatti, leggendoli mi faccio la mia opinione, e la mia opinione è che siano state due delle peggiori sventure di questo Paese. Forse Jacopo voleva aggiungere qualcosa? Sì, un'esortazione a Tito di non confondere la giurisprudenza con la politica, perché nel momento stesso in cui Bettino Craxi circonda i soldati americani e gli dice questa è l'Italia, tu non hai giurisdizione, smette per un brevissimo attimo di essere una colonia statunitense, quale sostanzialmente siamo, e diventa stato sovrano. Per poi mandare Abu Abbas in Iraq. Questa può essere una scelta sbagliata. Questa può essere una scelta sbagliata, non metto in dubbio, però afferma un principio, il principio della sovranità.
secondo questo principio, se tu Stati Uniti vuoi fare quello che vuoi fare, vabbè, dopo sono intervenuti per via giudiziaria, che è andato meglio a Craxi che non a Mattei, per carità, che è esploso misteriosamente in volo, nel momento stesso in cui stava tentando di fare una politica energetica italiana indipendente da quella statunitense. Quindi capisci che la politica, nella quale si fanno anche sbagli, per carità, ma si possono affermare dei principi che sono validi a prescindere dagli sbagli. Forse anche Giorgio voleva dire due cose? No, beh, diciamo che la situazione di Craxi, quella di Berlusconi, ognuno ha la sua visione, come ha detto bene lui, perché premesso che non ho mai votato Berlusconi, per cui non è proprio il mio ideale politico, però diciamo che ho una visione un po' meno cruda di quella che hanno avuto i giudici, soprattutto per determinate ragioni un po' diverse da quelle per cui veniva processato. Però tralasciando quello, diciamo che tornando a Craxi, era una situazione storica molto, molto particolare, nella quale Craxi era a conoscenza di cose che noi cominciamo a conoscere adesso, tipo il lodo Moro, che erano degli accordi internazionali presi dai nostri con gli arabi, con i palestinesi, per preservare l'Italia da determinati problemi che hanno invece toccato molti altri paesi dell'Europa. Accordi sicuramente si possono condividere o meno, però c'erano, e quindi Craxi da Presidente del Consiglio aveva l'obbligo di attenersi a questi, e fu la ragione per cui Craxi intervenne in quel modo così determinato, ed è la ragione per cui poi gli Stati Uniti non lo hanno più amato come lo amavano prima, perché ha osato alzare la testa, e diciamo che questo lodo Moro, il nome ci fa capire che non l'aveva fatto Bettino Craxi, il lodo Moro prevedeva delle particolarità che non erano propriamente piacevoli né per gli israeliani o per gli ebrei in generale, né per gli americani. Però difendeva il paese Italia dagli attentati, e come ha detto bene lui prima, la politica è fatta di scelte, possono piacere o non piacere, possono essere considerate ognuno dal suo punto di vista, però il dovere di chi governa è tutelare il proprio paese prima di tutto il resto. In quel momento Craxi mise davanti a qualunque altra cosa il suo paese, la tutela del suo paese e la sicurezza del paese. Poi, ripeto, è tutto criticabile, ognuno ha il suo metro di giudizio, però questa è la realtà per cui Craxi finì poi tutta la sua storia come è finita. La risposta veloce di Tito? Sì, va bene, adesso non siamo da Paolo Mieli, quindi cerco un pochino di... Però, visto che è un argomento a cui dedico la mia vita da anni, mi permetto anche di aggiungere che il Partito Socialista Italiano, Craxi in primis, ma non solo, suo cognato Paolo Pillitteri, che è morto anche da poco, e altre persone, hanno negli anni '80 riempito di soldi, con delle cifre che noi non possiamo neanche immaginare, il dittatore somalo Siad Barre. Con del fondo aiuti internazionali c'era questa, diciamo, questa entità che ha tecnicamente buttato via dei soldi. Ci sono dei report che sono stati desecretati negli ultimi anni che mostrano come tutte le cose per cui quei soldi, che poi possiamo condividere o meno che venissero mandati in Somalia, ma tutte le cose che dovevano essere costruite non c'erano. Quindi anche là, qua non sto parlando di questioni giudiziarie, che uno può dire che ho questa perversione, va bene, però stiamo parlando di soldi pubblici italiani buttati nel gabinetto. Questo, controlli che ci dovevano essere, che non ci sono stati, non era forse colpa di Craxi, va bene, però era la politica del Partito Socialista Italiano in gran parte degli anni '80 quella di mandare soldi a un dittatore sanguinario. Anche qua, Realpolitik, boh. Però fatto sta che quei soldi non solo non sono serviti agli italiani da cui provenivano, e anche queste sono scelte, ma sono proprio finiti, buttati via in cose che non sono mai state costruite o costruite da cani, e sono finiti nelle tasche ovviamente dei signori della guerra somali e dei soliti noti. Jacopo vuole aggiungere una cosa piccola veloce. precisazione: i soldi non vengono dalle tasche degli italiani.
se così fosse noi avremmo la possibilità di stampare carta moneta. I soldi vengono dalle zecche dello Stato, quindi nessuno... Sì, si parla ovviamente di soldi pubblici, le tasse le pagano, non tanti italiani, ma qualcuno sì. Una parte. I soldi non vengono fuori dalle tasse, vengono fuori dalla spesa pubblica. La capacità di stampare carta moneta non è dei privati, ma è di uno Stato. Quindi non erano soldi pubblici. Auriti Docet, giusto? Auriti Docet. Non so chi sia Auriti. Ecco, studia. Ma sì, è vero. Scherzo. Allora, nota che ragione. passiamo agli anni 90 allora. 1992, non solo l'anno degli 883, ma anche il tramonto della prima repubblica tra Tangentopoli e le bombe di mafia. Jacopo. Vabbè, ne abbiamo parlato sostanzialmente fino adesso, no? Nel senso che Tangentopoli, partiti politici e politici che prendevano soldi in favore dei partiti politici. Beh, già meglio di adesso se li intascano, quindi quelli che se li prendono. Almeno era a fini di far politica e non a fini di costruirsi le case, no? Quelli che poi non lo fanno direttamente, lo fanno tramite le mogli, però fanno poi i santi. Dopo sono venuti fuori quelli che, se becco quello che mi paga il mutuo della casa davanti alla Trinità dei Monti, e qui apriamo una parentesi abbastanza, dal mio punto di vista, agghiacciante, su chi è stato l'attore o presunto attore, che magari non era neanche attore ma era marionetta, ma di questa epurazione, la magistratura, ma è cosa assolutamente, diciamo, attuale, il fatto che discuta le leggi. È tremendo dal mio punto di vista, è tremendo che la magistratura puntualmente e scioccamente, in realtà, inoltre, sia intervenuta subito prima delle elezioni con gli avvisi di garanzia a Berlusconi. Ora, se tu sei a favore di Berlusconi e dici hanno alterato le elezioni, ma anche chi fosse contro, gli hanno fatto perdere quelle del 94, ma quelle successive le hanno puntualmente trasformate in referendum pro o contro e li ha vinti tutti poi Berlusconi. Quindi in realtà non hanno fatto un bene né da una parte né dall'altra, e nulla e nessuno mi può togliere dalla testa che sia stata una cosa strumentale e che quella cosa strumentale sia partita dal 92. D'altro canto sono stati epurati tutti i partiti politici, tranne uno. Che strano, tutti i santi erano là. Forse era meglio parlare degli 883 allora. Molto. Andiamo avanti, veloci perché abbiamo poco tempo. Tito? No, se adesso iniziamo anche qua a parlare di magistratura politicizzata, a parte che il pubblico probabilmente scappa, però non la finiamo più. Mi permetto di aggiungere una cosa su cui penso ci sia poco da discutere, che è una cosa che hai menzionato, e sono le bombe di mafia tra il 1992 e il 1993, e abbiamo rischiato di averne una anche nel 1994. Stiamo parlando ovviamente di Falcone, la moglie Francesca Morvillo, la loro scorta, Paolo Borsellino, Salvo Lima, Maurizio Costanzo, che è sopravvissuto insieme a Maria De Filippi per puro caso a una bomba in via Fauro, poi via dei Gergofili a Firenze, Milano e Roma, e il fallito attentato allo Stadio Olimpico che doveva colpire con una bomba un centinaio di carabinieri. Questa qua è una parte di storia che dopo è finita, o almeno sembra essere finita, nel gennaio del 94 con l'arresto dei fratelli Graviano in un ristorante di Milano, ed era una strategia della tensione molto probabilmente. Adesso ci sono state anche delle sentenze, alcune più o meno complete, altre piuttosto incomplete, si stanno cercando di aggiungere dei tasselli, e questo farà anche parte di un discorso che affronteremo dopo, quindi non voglio anticipare troppo, però io trovo agghiacciante che 30 anni dopo non sia ancora chiaro che cosa sia successo. Tangentopoli, bene o male, lo è. Dopo ognuno può avere le idee che vuole e va bene, dai fatti partono le opinioni.
probabilmente io e Jacopo non siamo proprio concordi a parlare di Tangentopoli, però partiamo probabilmente dai fatti che sono condivisi. Per quanto riguarda le bombe di mafia, i collegamenti con una certa parte politica, tanti discorsi che a distanza di tanti anni sono tutto fuorché chiari, al di là delle opinioni, quando si tratta di opinioni, si tratta di tasselli che mancano e che potrebbero forse dare un senso maggiore alla politica che è venuta dopo. Giorgia? Seratina leggera. Allora, discorsi sugli attentati del 92, io c'ero purtroppo, avevo anche un'età abbastanza avanzata, nel senso che non ero più un ragazzino. È chiaro che è stata una strategia del terrore ed è altrettanto chiaro che la mafia è uno degli enti, delle poche entità in Italia a essere completamente apolitica e apartitica. La mafia va con chi comanda, cerca di fare patti con chi comanda perché l'unico interesse che ha è quello di occupare il territorio e di fare i propri affari. E riesce a farli a destra e a sinistra, lo abbiamo visto purtroppo nella storia, lo riesce a fare in molti casi. Una cosa che abbiamo imparato e che spero che sapremmo ripetere in caso, e mi auguro non debba mai più succedere, dovesse succedere, è che quando queste cose accadono, destra, sinistra e centro si uniscono nell'interesse del paese, tolgono la casacca politica e difendono il proprio paese e quindi l'integrità dei propri cittadini e la sicurezza. E questo è successo contro le Brigate Rosse e tutti gli altri corpi rivoluzionari dell'epoca anni 70, questo è successo contro la mafia quando la mafia è andata oltre. Dopo purtroppo è chiaro, ci sono stati patti strani, ci sono stati accordi sotto. Questa è la normalità di qualunque paese. Purtroppo, come dicevamo prima di Craxi, chi governa deve trovare la via migliore per tutelare il proprio paese. Alle volte sono vie che possono non piacere e questo è il motivo per cui molte volte tanti tasselli mancano. Perché? Perché certi tasselli è meglio che non vengano svelati probabilmente, perché sono serviti e quindi vanno contestualizzati nel momento in cui sono serviti. Al di là di questo, parlava di Tangentopoli, ha detto bene Jacopo, giusto? Sì. L'unico a non essere stato colpito, se non parzialmente, è stato il Partito Comunista, che secondo me, al di là di tutto, era quello più colpevole. Perché? Perché mentre i partiti tutti, a parte il movimento sociale, che lo stesso Di Pietro disse che non aveva trovato nulla, ma erano talmente piccoli che probabilmente non avevano neanche potuto, poi era gente con una certa mentalità e quindi sicuramente erano più retti, diciamo, sotto quel profilo lì rispetto ad altri, però era la normalità che si era costruita negli anni della politica. Quindi anziché fare quello che è successo, forse si poteva fare qualcosa di diverso. Il Partito Comunista, perché dico che secondo me, e non è un fattore ideologico, ma semplicemente una presa di coscienza di quello che era quello peggiore perché prendeva soldi da una potenza straniera che fino a quel momento era un nemico. Cioè l'Unione Sovietica era nemico dell'Italia, degli Stati Uniti, della Germania, della Francia, e questi prendevano soldi, ed è ormai declarato nelle carte. Noi abbiamo messo Presidente della Repubblica uno che sapeva benissimo e diceva che non si ricordava. Quindi 2 volte. Sì, io direi che la storia, sì, però è stato un buon presidente poi per molti aspetti, quindi ha fatto le sue cose non giuste, non corrette, però insomma è stato un presidente come tanti altri. Poi in Italia il presidente ha poteri importanti ma limitati. Però tralasciando quello, non voglio dare giudizi su Napolitano, è stato un momento storico che ha aiutato dei cambiamenti, ma sicuramente è stato gestito, poteva essere gestito meglio, ecco, diciamo così. Si poteva fare meglio colpendo tutti meno, quindi non distruggendo un sistema. E a seguito di Tangentopoli cosa è successo? Che la politica, per paura, ha accettato di lasciare alcune sue prerogative ad altri. Ha accettato di perdere l'immunità parlamentare, ad esempio, che c'era, o alcune immunità che servivano non per difendere il delinquente, ma per impedire che qualcuno
potesse attaccarlo e quindi rendere più inefficace la sua capacità di agire politicamente. È stato un momento un po' complesso. Adesso stanno cercando da alcuni anni, per la verità, di rimettere un po' ordine, ed è chiaro che chi aveva trovato questo terreno e lo ha occupato perché era stato lasciato libero, non perché è andato in guerra e lo ha preso, fa fatica a tirarsi indietro e dire sì, è giusto, la politica fa le leggi, c'è chi è deputato a giudicare, fa il giudice e lo deve fare in modo imparziale e senza utilizzare, anche se è chiaramente impossibile, lo sappiamo tutti, perché ciò che pensi lo pensi e basta, non è che puoi toglierti, però deve cercare di essere imparziale per quanto possibile e giudicare in base alle leggi. Quindi non può essere chi giudica a fare le leggi, e questo lo prevede la Costituzione. Bisogna ritornare a un equilibrio. Adesso non c'è equilibrio, bisogna ritrovarlo, secondo me è giusto così. E chiudiamo il cerchio con Fabio, allora. Ma io provo un po' a smorzarla, però un attimo, prima un piccolo appunto. Il Partito Comunista, quel Partito Comunista è finito nel 91, proprio poco prima, diciamo l'anno prima, quindi insomma si è fatto a pezzi da sola, alla fine esatto, non è servita tanto per autodistruzione. La Bolognina ha fatto per autodistruzione, febbraio 91, insomma sappiamo come è andata la storia, c'era quindi comunque anche i fondi, i finanziamenti eccetera, sono parecchi libri che lo documentano, si erano già interrotti, ma insomma, poco via, una nota storica. Io credo che comunque quegli anni là, tra il 91 e il 94, ecco, dalla fine della Prima Repubblica all'inizio della Seconda Repubblica, sono stati degli anni di transizione, ma lo abbiamo avvertito in ogni settore, appunto torniamo dalla musica, per smorzare un attimo, al cinema, all'attualità, tutto quello che diciamo era di fuori della politica, si cercava, c'era desiderio, un decennio dopo diciamo l'avvento degli anni Ottanta, c'era proprio un desiderio di cercare di distrarsi da quello che avveniva. Ogni giorno si era bombardati, io ero adolescente, insomma in quegli anni lì avevo mediamente attorno ai 15 anni avevo, e quindi ero un po' attento ma comunque disattento, cioè mi cominciava a interessare, però fondamentalmente ero ancora adolescente, quindi avevo altri sogni, avevo altre ambizioni, e tutto quello che chiaramente era negativo nella musica e nel cinema cercava di essere trasformato e riversato in positivo proprio per distrarre, armi di distrazione di massa, per cercare di... In quel periodo sono nati anche gli 883, nella domanda c'era anche gli 883, in quegli anni lì insomma c'è stato anche l'avvento musicale che recentemente, come ho scritto anche su un articolo di Scomodi Contrasti recentemente, c'è stato appunto questo inizio di questa carriera di questo duo pop lombardo, ma a prescindere dagli 883 comunque c'è stato proprio anche una trasformazione nella musica, la musica dalla italo disco si è passati improvvisamente alla dance, eurodance, passando per la techno, quindi musicalmente nel giro di 4 anni si ballava completamente diversi, più veloci, con strumentazioni anche più evolute, con suoni più tecnici, più elettronici, più duri anche per certi versi, e lo stesso nel cinema, anche l'avvento comunque del digitale ha portato anche a film molto più intrattenitori, quindi anche sempre lì torniamo, più distrazioni, comunque sono stati anni molto interessanti. Su Tangentopoli, per tornare un attimo alla prima parte, alla seconda parte della domanda, su Tangentopoli è già stato detto tutto, insomma anche lì ci sono dei punti di vista, si sa, non è un segreto che molti partiti, se non tutti i partiti politici, hanno ricevuto qualcosa in cambio di qualcosa. E il palco è cascato e si sono autodistrutti da soli. I simboli che io vedevo quando ero bambino, PSI, PCI, MSI, DC, improvvisamente me li sono visti tutti quanti scomparire alle elezioni del 94, mi sono trovato tutti i simboli nuovi, qualche logo spiaccicato qua e là per far capire che noi siamo i rossi, noi siamo i neri, noi siamo i bianchi, ma fondamentalmente c'è stata comunque una tabula rasa, una pulizia, e si è ripartiti in qualche maniera. Però, come diceva qualcuno prima che mi ha preceduto, non mi ricordo se Tito o Giorgio, i politici della Prima Repubblica, intendo come capacità culturale, come conoscenze, come anche capacità proprio decisionale di tenere in piedi o di traghettare il paese, quelli diciamo che dal 94 in poi difficilmente si sono rivisti. Poi se parliamo dei giorni d'oggi lasciamo stare, insomma non vedo nomi come quelli
dell'epoca o delle personalità che possono avere la capacità di nuovo di riprendere in mano, in caso dovesse succedere, come si è detto poc'anzi, di riprendere in mano il paese e tenerlo su in piedi come magari sono riusciti 40 anni fa o 30 anni fa. Poi è vero anche che sulla stagione delle bombe di mafia, da febbraio, come diceva Tito, febbraio-maggio del 93, no? Ci sono stati quelle... No, beh, sono iniziate nel 92. Sì, nel 92, però diciamo... 93, dopo 93 ci sono state quelle sul sono- continente, sì, quindi fuori dalla sì, Sicilia. sì, però comunque chi ha vissuto poi gli anni 70, parlando con chi ha quei 20-30 anni più di me, mi è sembrato di rivivere la stagione, insomma, delle bombe degli anni 60-70 e 20 anni dopo si sono riproposte e è stato un momento molto difficile, ma i politici dell'epoca, a prescindere, sono riusciti in qualche maniera, spazzando via quello che c'era, a riprendere in mano e ripartire. Ecco, non so se oggi ci fosse la stessa possibilità. Bene, allora siamo giunti alla nostra pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate qui con noi. Rieccoci in diretta a Attuali Talk, è arrivato adesso il momento della rubrica Scomodo contrasto di Tito Borsa. La settimana scorsa si è celebrato il 55° anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano. 12 dicembre 1969, 17 morti, 88 ferite. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'occasione ha ricordato come, cito, è emersa con evidenza l'impronta neofascista nell'organizzazione e nella realizzazione della strage, nonostante i tantissimi depistaggi. Il più conosciuto è quello della cosiddetta pista anarchica, con Giuseppe Pinelli che volò dalla finestra della questura di Milano. Sono passati 55 anni e la strage di Piazza Fontana è soltanto uno dei tanti misteri italiani. Pagine della nostra storia ancora in parte o in toto oscure, che riguardano principalmente, ma non solo, episodi dell'eversione nera, del ruolo dei servizi segreti italiani e stranieri e dell'intervento delle mafie, lo dicevamo anche prima. Nonostante il lavoro di una manciata di giornalisti, storici e attivisti ostinati, queste storie stanno finendo nell'oblio. Muoiono i testimoni e presumibilmente muoiono anche i colpevoli. Il tempo sembra mangiarsi la verità su episodi fondamentali della nostra storia repubblicana. Dalla strage di Portella della Ginestra avvenuta nel 1947 in provincia di Palermo, alle stragi di mafia, anche qui ne parlavamo prima, tra il 92 e il 93, passando poi per tutti gli attentati di matrice neofascista, il più famoso è quello del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, 85 morti, 200 feriti. La scomparsa poi dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni a Beirut esattamente un mese dopo, l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio il 20 marzo 1994, le vicende riguardanti Gladio e tante altre storie che meriterebbero di essere approfondite anziché essere dimenticate. Pur senza voler cadere in facili complottismi che vedrebbero un'unica regia occulta alla base di tutto questo, è evidente che la storia del nostro paese è costellata di buchi che rendono impossibile avere una visione d'insieme. Sono anni che mi occupo di queste vicende, ma riesco ancora a stupirmi quando, approfondendo una a caso tra queste storie, mi rendo conto che alcuni dei protagonisti sono presenti anche in altri, chiamiamoli misteri, che sembrerebbero non avere nulla a che fare con ciò di cui mi sto occupando. I nomi tornano sempre. Più passa il tempo e più queste cose quindi si fanno oscure. All'apparentemente indistruttibile muro di omertà e silenzi che le circonda si aggiunge la memoria che inizia a fare cilecca, per non parlare poi, lo dicevo anche prima, dell'inevitabile morte dei protagonisti o di coloro che sanno qualcosa. Trovo personalmente incredibile il poco interesse dell'opinione pubblica per questi buchi della storia italiana. Siamo continuamente concentrati sull'oggi e ci dimentichiamo di due cose. La prima è che ciò che viviamo è una diretta conseguenza di quel passato ancora in larga parte oscuro. La seconda è che queste storie non sono vicende astratte, ma riguardano delle persone e queste persone meritano giustizia. In particolare chi è morto perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato e chi invece è morto cercando di sconfiggere uno o più nemici che erano personaggi ostili per chiunque non volesse vivere nel terrore o nella menzogna. Occuparsi di queste storie, cercando anche a distanza di anni di dare una forma a verità che sembrano irraggiungibili, è un dovere civile. Per cercare giustizia nei confronti di chi ci ha rimesso la vita, ovviamente, ma anche perché il pubblico, ossia i cittadini, ha il diritto di conoscere in modo tempestivo i disegni dietro la storia del suo paese. Sulla tempestività di queste cose ormai c'è poco da fare, resta soltanto la possibilità
che almeno alcuni di questi misteri possano finalmente essere chiariti. Alcune settimane fa ho intervistato Luciano Scalettari, un giornalista esperto di storie come queste. L'intervista uscirà sabato su Scomodi Contrasti. Vorrei riportarvi una metafora usata da Scalettari per spiegare l'importanza di alcuni eventi nella nostra storia. Certe vicende sono come degli snodi ferroviari, degli scambi. Se qualcuno sposta la leva e devia il treno su un binario diverso, non c'è possibilità di ritorno e si è presa una direzione differente in modo definitivo. Il treno ovviamente è la storia italiana, questi snodi sono le vicende di cui vi parlo oggi, mentre troppe volte non sappiamo chi e perché abbia spostato la leva di quel dannato scambio. Le questioni giudiziarie, nonostante siano costituite in gran parte da faldoni e documenti, sono questioni concrete che riguardano la vita delle persone, ma l'Italia non sembra essere la patria del giornalismo giudiziario, visto il poco interesse per sentenze importanti come quella a carico di Marcello Dell'Utri, quella a carico di Giulio Andreotti per esempio. Nessun riscontro nell'opinione pubblica, o quasi. Il lavoro da fare è ancora enorme e forse non finirà mai, ma questo non deve farci smettere di cercare verità e giustizia per chi ci ha preceduto, ma anche per noi stessi. Abbiamo il diritto di sapere che cosa è successo nel nostro paese, abbiamo il diritto di conoscere le ragioni e le responsabilità di quegli eventi che hanno cambiato irrimediabilmente la storia italiana e che hanno ucciso tantissime persone. Adesso mi rivolgo ai nostri ospiti. Non sentite anche voi il bisogno di conoscere queste pagine della nostra storia? Non sentite anche voi questo bisogno di giustizia? E passiamo la parola a Jacopo. Sì, ovvio, la domanda è retorica, no? D'altro canto si era appena finito di dire che la storia è scritta dai vincitori. Evidentemente qualcuno ha vinto lì, no? E qui mi fermo, nel senso che queste sono vicende veramente che creano disinteresse, forse anche nella misura in cui c'è la percezione del fatto che non verranno mai risolte fino in fondo. Forse tra 50 anni sapremo qualcosa e forse magari il colpevole è laddove non si crede neanche che possa essere il colpevole. Non sono le uniche vicende eclatanti che mi fanno però scandalizzare, mi fa molto più scandalizzare delle opinioni legate a tutta una serie di movimenti economici che stanno cambiando il nostro mondo. Mi fa molto scandalizzare il fatto che vengano criminalizzati dei motori endotermici per rivoluzionare un mercato, quello dell'automobilistico, che impatta con la nostra qualità di vita, con la nostra economia, quando una delle poche cose positive del Covid, cioè il lockdown, nei termini ambientalistici, ha dimostrato che le emissioni delle macchine è responsabile per il 5% dell'inquinamento. Eppure c'è gente ancora che va avanti col principio antropico del riscaldamento terrestre. Quindi sarebbero tante le cose non necessariamente legate a degli avvenimenti drammatici, scandalosi, però tanto sepolti nella storia e legati ad una disillusione che capisco. George? Direi che l'interesse per la verità deve esserci sempre, deve essere il faro che ci guida, perché se ci rifiutiamo di guardare le cose per quelle che sono, ci mazziamo da soli. Detto questo, ad esempio, sono d'accordissimo con lui che si dovrebbe poter scavare di più e in molti casi ci si trova dei muri che impediscono di arrivare alla verità. Ne parlavo prima nella pausa proprio con lui. Ad esempio sulla strage di Bologna sono uscite delle verità molto diverse da quelle che storicamente sono state rappresentate. Ci sono prove concrete che dicono che le cose sono andate in modo diverso, eppure si è deciso e si cerca in tutti i modi di evitare che questo traspaia.
questo l'ho visto perché parlando con alcune persone che se ne sono interessate in maniera seria, ho capito che le cose sono state diverse e probabilmente per molti aspetti di quello che è successo, gli attentati di mafia piuttosto che terroristici di sinistra e anche di destra, l'idea che mi sono fatto è che la politica e le ideologie c'entrino molto poco con queste cose. Quello che c'è dietro sono interessi molto più ampi, molto più grandi, che possono anche essere stati, come dicevi bene, il motivo per cambiare lo sguardo, per spostare lo sguardo su altre cose, per indirizzare la storia in modo diverso e probabilmente gli interessi, io ho una mia opinione personale e questa è, nel senso che non pretendo sia quella degli altri, quando succedono questi fatti, queste cose, dietro non ci sono idee che sono sempre legittime per quanto magari azzardate, ma ci sono i soldi. C'è sempre un interesse finanziario dietro qualunque cosa che modifica in modo sostanziale la vita delle persone, l'indirizzo della storia. Nessuna guerra è stata fatta per amore, l'amore o la disgrazia è stato sempre la scusa, il motivo poetico per poter giustificare determinati avvenimenti, ma quello che muove il mondo da sempre sono interessi finanziari, sono interessi di potere e purtroppo gli idealisti sono sempre stati utilizzati quali mezzi per arrivare ad uno scopo diverso ed è per questo che non avremo mai, temo, la verità assoluta su tutto, perché chi ha portato avanti questi progetti continua a portarli avanti, continua a condurre il gioco e io mi auguro tu arrivi alla verità e sarei ben felice di vederti premiato col Pulitzer o qualunque altra cosa, indipendentemente da quale verità venga fuori, però temo che sarà molto complesso. E il fatto che continuino tutti i paesi, quando parliamo dell'Italia, perché siamo italiani ed è giusto che sia così, però diciamo che tutti i paesi nel mondo mettono il segreto di Stato di fronte a molte cose, perché in realtà la verità chi deve saperla la sa benissimo e sa che potrebbe essere o pericoloso o poco utile per qualcuno che si sapesse. Questa è la mia... Bene, allora torniamo a parlare un po' di nostalgia, ma prima musica nel 2024. Vi leggo la classifica top 10 Spotify. Geolier, Sfera e Basta, Lazza, Tedua, Anna, Gue, Kid Yogi, Capo Plaza, Shiva, Tony F. Al di là delle classifiche, cosa e come è cambiato questo panorama dal punto di vista musicale? Forse si può davvero parlare di nostalgia e ripartiamo da George. Giustamente abbiamo qua un cantante. Devo cantare. Beh, ecco, già qui andiamo su un terreno minato, no? Perché parli di cantante, io ho sempre cantato senza l'autotune, ogni tanto lo uso come strumento e non come correttore. Adesso pare che se sai cantare ti scartino subito dal fare il cantante. È come dire, la gente poi dice ma non è giusto, tu giudichi questo perché tu... In realtà, pensateci bene, voi vi fareste curare da un medico che non ha studiato medicina? Voi vi fareste... Non manca molto. Sì, ma ci pensa l'intelligenza artificiale, è più brava. Non manca molto. Voi vi fareste aggiustare il rubinetto da uno che non sa come è fatto? Ecco, noi stiamo guardando un festival di Sanremo in cui ci sono persone che non sanno cantare e fanno i cantanti. Allora, è vero che il festival di Sanremo è il festival della canzone. Quindi noi giudichiamo le canzoni e non i cantanti. È un errore di percezione che ci hanno imposto negli anni per le simpatie, perché a me piace Bobby Solo e a un altro piacciono i ricchi e poveri, quindi magari giudichi più per simpatia che non per effettiva, non guardi la canzone tante volte. Però in realtà il Festival di Sanremo è nato ed è il Festival della canzone italiana. E anche qui abbiamo problemi, perché se la canzone è italiana devi cantare in italiano e devi essere comprensibile. Sì. Magari. Invece è stato tutto stravolto, e anche qui torniamo al discorso che facevo prima sulle stragi, per interesse. Perché adesso Sanremo è governato, adesso, sempre stato, però adesso in modo particolare è governato da 3-4 case discografiche
un paio di emittenti radiofoniche molto potenti e un paio di signori che lavorano a Mediaset ma non sono dipendenti, che decidono chi deve andare a Sanremo. Vengono presi 3-4 cantanti della vecchia guardia giusto per giustificare e per avere l'audience delle persone di una certa età, e dopo viene fatta la promozione, che è una promozione straordinaria anche se è 1/10 di quella che valeva 30 anni fa, e viene fatta la promozione a chi interessa promuovere. Questo è. Lui parlava della classifica, io sono ignorante dei cantanti di adesso, però voglio dire, a parte Yogi e Bubu, ma tutti gli altri non li conoscevo. Shiva me lo ricordo perché ho studiato religioni orientali, però come cantante no, ma sicuramente ai giovani, ai ragazzi di oggi piaceranno e avranno motivo per ascoltarli, come ascoltavano noi negli anni 80, e quelli degli anni 60 o degli anni 50 ci giudicavano 4 scavezzacolli perché pensavano male di noi, come noi pensavamo male di quelli degli anni 90 e via dicendo. È normale. I giovani giudicano sempre quello che è arrivato prima pessimo, salvo poi magari riscoprirlo, capire, perché ad esempio la musica degli anni 90, se uno l'ascolta bene, è solo una distorsione di quella degli anni 80. Poi negli anni 2000 c'è questo piccolo fattore che è l'intelligenza artificiale, che non l'ha inventata nessuno oggi, perché esisteva già un tempo. Abbiamo iniziato con i primi computer, ma poi c'erano ad esempio l'automazione degli studi di registrazione. E quando uno studio di registrazione è automatizzato, cosa significa? Che ha l'intelligenza artificiale che muove al posto dell'uomo che lo ha governato, cioè gli ha insegnato a farlo. L'intelligenza artificiale che abbiamo oggi non fa altro che eseguire quello che noi gli abbiamo insegnato in tempi impressionanti, però non si inventa nulla. Anche la musica che viene fatta con l'intelligenza artificiale in realtà mette insieme tante cose, lo fa in modo molto più furbo e più rapido di quello che non faremo noi, ma se voi ascoltate le canzoni di Sanremo scritte da 3 autori, forse 4, tutte, sono sempre gli stessi, sono tutte uguali. Hanno lo stesso giro di accordi, la stessa armonia, la stessa melodia, anche perché questi non hanno mai fatto armonia o melodia, quindi continuano a replicare quello che funziona. Copiano un po' gli americani, quelli sbagliati, poi perché se copiassero gli americani quelli giusti che ci sono anche adesso, potrebbero anche fare cose molto belle. Ogni tanto viene fuori qualche canzone bella, perché bisogna anche dire la verità, ci sono anche artisti bravi, perché ce ne sono pochi, ma anche ai tempi nostri non è che ci fossero tutti Michael Jackson, cioè, c'era tanta fetecchia pure da noi, siamo onesti. Poi adesso veniamo idolatrati tutti dagli appassionati degli anni '80 che addirittura vanno a cercare i dischi più rari e diventano straordinari, mentre in realtà ai tempi non si riguardava nessuno. Quindi la storia cambia un po' le posizioni. La musica di adesso rappresenta quello che è il mondo di adesso. Quello che verrà dopo speriamo che sarà meglio di adesso, perché non vedo musica, non perché non vedo contenuti o capacità. Ripeto, ci sono artisti tipo Lauro, Achille Lauro secondo me è un artista. Può non piacere, a me non piace per determinate ragioni, però è un artista, uno che sa dare qualcosa, riesce a dare delle emozioni. Fedez... Anche la nausea da un certo punto di vista è un'emozione, no? Cioè il ribrezzo è un'emozione. Beh, vabbè, ok, sì, ma anche i Sex Pistols creavano ribrezzo in molta gente. Mio padre, cioè, appena vedeva Billy Idol gli veniva mal di stomaco. Io adoro Billy Idol, quindi anche lì vediamo fra qualche anno come va. Mi ricordo fine anni 80 di aver fatto sentire My Way dei Sex Pistols a mio nonno. Capolavoro. Si è offeso. Non ti devi permettere di toccare certi capisaldi. E aggiungo una cosa, tra l'altro, hai detto il Festival di Sanremo, Festival della musica italiana. Della canzone italiana. Della canzone. Il primo in classifica è Geolier, che l'anno scorso è arrivato secondo cantando in napoletano. Quindi, insomma, per carità, il napoletano è una lingua comunque, bisogna riconoscere che è una lingua a parte differente dalla lingua italiana. D'altro canto hanno cantato anche Pittura Fresca. No? Appunto stavo per dire, pure loro. Certo, ma è ben diverso, si capiva esattamente quello che veniva detto dai Pittura Fresca. Quello che diceva Geolier, io onestamente non ho capito nulla lo scorso Sanremo, quindi... È un nostro limite. Fabio?
Ma dei 10 cantanti personalmente ne conosco 4 sono abbastanza noti, insomma, vabbè, Geolier abbiamo detto più volte, è arrivato secondo a Sanremo, poi Lazza comunque, Sfera Ebbasta per vari motivi ha saputo rendersi famoso più per questioni di cronaca che per questioni musicali. Gue penso che sia Gue Pequeno. Credo di sì, Credo immagino di sì. Credo di sì, insomma, comunque è famoso. Siamo tutti stagionati, quindi non ne sappiamo abbastanza. No, esatto. Però è curioso che veramente il weekend scorso sono venuto a conoscere Shiva e Tony F da un bambino di 11 anni, il figlio di un'amica, che in macchina mi ha messo su col suo tablet, quello che ascolta lui adesso a 11 anni e mezzo, e è venuto fuori questo Tony F, questo Shiva. Ovviamente autotune, come dicevi prima, lo stato proprio brado, esatto. Come girano dei video anche ogni tanto fanno vedere che si inceppa l'autotune e che loro continuano a cantare e fanno delle figure pietose. Ci sono dei video su YouTube che fanno vedere proprio che la macchina non funziona e questi continuano a cantare sul palco, ma evidentemente, insomma, probabilmente la musica, il canto non è proprio la loro attitudine. Però su Shiva invece mi fermo un attimo, perché poi sono andato a guardarmi... Ma quale Shiva? Cioè la divinità? No, Shiva, questa rincarnazione della divinità che il buon Giorgio sicuramente saprà spiegarci. Shiva in realtà, sono andato un attimo a scoprire, è stato arrestato per tentato omicidio e possesso illegale di armi, tra cui 2 macete e una pistola via compressa, cioè non è che sia proprio sto stinco di santo, cioè è un personaggio un pochettino dubbio, è messo in così. È stato condannato o è stato arrestato? È stato arrestato. Quindi fino a giudizio ancora non si sa. Sì, certo, secondo gli inquirenti il tentato omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un tentativo di aggressione. Mi sono guardato un attimino il processo in corso, eccetera. Però, e lui è innocente fino a prova contraria. Sì, fino a prova contraria, esatto, è innocente. Però ascoltando anche un po' di testi delle sue canzoni, che un ragazzino di 11 anni e mezzo mi ha fatto sentire, un pochettino mi si è gelato. Io non ho figli, però sinceramente se mio figlio a 11 anni e mezzo mi facesse ascoltare dei testi appunto che ho sentito di una persona che è in attesa, no, di giudizio, che comunque esprime nelle sue liriche, adesso non entro nel merito, però basta andare su YouTube, chiunque le può ascoltare. Per il mio punto di vista diciamo che sì, insomma, rimpiango appunto le canzoni degli anni precedenti che magari avevano un po' più di qualità di arrangiamento, dei testi magari, per carità, più leggeri, tutto quello che volete, magari non politicamente corretti come adesso va di moda, ma senz'altro, indubbiamente, non contenevano dei testi ammazzo questo, ammazzo quello, svestiti, eccetera, eccetera. Insomma, sinceramente, poi per carità non voglio essere bigotto, lungi da me, ma visto che adesso a 11 anni hanno già il tablet in mano, sì, qualche riflessione la farei, ecco, sulla qualità e su questa classifica, anche perché se è una classifica di Spotify. Sì, Spotify. Ecco, Spotify è uno strumento che hanno in mano praticamente tutti, quasi tutti abbiamo l'app scaricata, addirittura anche so di molte persone anche a pagamento, e la si ascolta dai 10 anni in su, ecco. E questa è la riprova, insomma, di quello che sta andando in questo momento, sinceramente. Poi mi piacerebbe vedere qualche nome più conosciuto o qualche artista con la maiuscola, ecco, tutto qua. Ecco, un'altra cosa che è cambiata tra l'altro è poi che noi a 11 anni ascoltavamo Cristina D'Avena. No, io a 11 anni ascoltavo lui, Ma tu sei un caso eccezionale. No, posso fare una parentesi? Sì. Diciamo che a differenza degli anni 80 le classifiche di adesso non erano tutte corrette neanche allora. Sì, diciamo che qualche piccolo garbuglietto si faceva, adesso è molto semplice creare delle classifiche, perché le etichette stesse, una cosa che la gente non sa è che Spotify è di proprietà di alcune etichette internazionali, e quindi se decidono che qualcuno salga aumentano gli ascolti virtualmente, visto che è tutto virtuale, e per cui uno sale e scende come interessa loro. Se vogliono far salire qualcuno lo fanno apparire come proposta a tutto il mondo, se non vogliono che qualcuno salga lo fanno sparire da qualunque cosa, e se tu non vai proprio a cercartelo non lo troverai mai. È un sistema diverso, è molto complesso, non dico che sia più o meno democratico, è diverso, e quindi è evidente che l'interesse finanziario adesso ha raggiunto il culmine. Quindi chi ha interesse manda avanti, chi non rappresenta questo interesse resta nell'anonimato.
Un tempo era più facile, fra virgolette, uscire dall'anonimato. Un Vasco Rossi adesso non uscirebbe mai. Non uscirebbe mai un Battisti. Mina non la vorrebbe sentire nessuno, perché erano animi liberi e quindi non avrebbero accettato delle regole che questi invece accettano perché gli va ben così. Perché se io sono capace di fare una cosa, pretendo di farla e di farla bene. Chi non è capace di farla accetta pur di farla qualunque altro tipo di accordo. Diciamo che anche Super Classifica Show negli anni '80, anche lei diciamo che aveva, diciamo sì, era un termometro di quello che andava in discoteca o alla radio, però volendo anche all'epoca si poteva in qualche maniera spingere qualcuno. Erano più simili, perché poi quando tu andavi a fare le serate vedevi la realtà. Difatti le classifiche di Sorrisi e Canzoni TV, diciamo, dell'epoca non rispecchiavano quello che era la discoteca. Tu andavi in discoteca e trovavi il pienone con denaro e poi ti trovavi primo in classifica, non dico nomi perché non è giusto farli, andavi a delle serate e c'era un decimo delle persone che andavano a vedere denaro. Quindi se tu dovevi basarti sul sentore del successo reale, dovevi avere sempre i 3-4 primi e tutti gli altri dietro. A spartirsi il... Sì, quindi non è mai stato effettivamente reale. Adesso è deciso proprio a tavolino. Tutto lì. Jacopo? No, io devo fare però una precisazione su Shiva, che è stato condannato in primo grado a 6 anni e mezzo per tentato omicidio. Adesso ci sarà probabilmente il processo d'appello, quindi ci teniamo a dirlo, penso a nome della trasmissione, che questa è la situazione, punto. Bene, grazie Tito. Torniamo allora su Jacopo. Allora, al netto delle informazioni preziosissime del tecnico, io, essendo ignorante fondamentalmente, mi baso sulla mia storia personale. Allora tento di fare un'analisi del genere musicale, ok? E parto da una premessa. Ricordo qualche anno fa che Peppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra anche di Sanremo, ad un certo punto disse: guardate che tutte le combinazioni possibili della melodia sono state fatte, da qui in poi si può solo che copiare o ripristinare o ripetere quello che è stato fatto in passato. E quindi questo è già un primo ostacolo che hanno i giovani. E la musica negli ultimi 60 anni, 70 forse, no 60 di più, è stata il principale veicolo di protesta che hanno avuto i giovani nelle varie generazioni. E quindi pensiamo appunto ai Sex Pistols, a Woodstock, sì, pensiamo all'heavy metal, che anche quello toccava temi assolutamente addirittura blasfemi per l'epoca, no? E oggi i giovani hanno già tutto fatto, già tutto cantato, come buttare fuori questo pus? E quindi da un certo punto di vista hanno questa urgenza di resisto anch'io, hanno l'urgenza di essere trasgressivi come tutti i giovani in un mondo che ha già trasgredito tutto. Pare bestie, almeno un autotune concediamoglielo. Dopodiché, anche qua, io mi ricordo Sei come la mia moto, sei proprio come lei, che era una roba inascoltabile, però lo stesso qualche anno dopo mi fa, hai le tasche piene di sassi, che fa venire i brividi quella canzone, di una bellezza unica. Io fino a qualche tempo fa avrei detto, c'è una vignetta che gira sui social di un ragazzino che spara ovviamente a salva, no? Contro un altro, il papà dice: cosa stai facendo? È un cantante trap, i proiettili, la frammentazione devi usare. E dopo senti un Gali che ti canta A casa mia, a casa tua, che è un'altra cosa che secondo me è di una bellezza rara. Quindi alle volte anche ai generi e alle tecniche bisogna dare tempo di evolversi, no? C'è una storicizzazione anche di questo, e di esprimere il meglio di sé. Chiudiamo il cerchio con Tito. Sì, volevo affrontare due temi che prima Giorgio parlava di Spotify, ed è interessante vedere come Spotify non paghi praticamente niente d'ascolto.
Questo significa che o si è il grande cantante oppure i cantanti indipendenti che anni fa magari vendevano i dischi e si prendevano delle percentuali maggiori, oggi con i numeri che fanno su Spotify, magari anche cantanti che fanno musica di ottima qualità, diversa dal solito, non guadagnano niente, dopo devono cercare di farsi conoscere solo in funzione dei concerti, però diciamo che il divario tra gente che guadagna e tanto e gente invece che pur facendo, al di là della qualità di ciò che producono, fa la fame, purtroppo si è ampliato ulteriormente e le piattaforme di streaming non fanno altro che premiare soltanto chi ha dei numeri spaventosi. Altra cosa è che per fortuna il Festival di Sanremo non è mai stato, diciamo, l'unica cartina di tornasole della musica italiana, tant'è che uno come Fabrizio De André non c'è mai andato, Battisti ci è andato al tempo di un'avventura dopo quando ha fatto le cose più interessanti, penso che non volesse vederlo neanche col binocolo, ed è diventato, diciamo, il festival di una certa canzone italiana. Dall'altra credo che ci sia un sottobosco, al di là dell'autotune, delle capacità di canto che mi interessano il giusto, però ci sia un sottobosco di cantanti, di artisti, di musicisti che fanno cose interessanti, che non vanno a Sanremo, come probabilmente, a parte qualche rara eccezione, non sono neanche mai andati. Quindi noi stiamo vedendo le classifiche. Io adesso non ho sotto mano una classifica, che so, del 1975, però sicuramente le cose più innovative, le cose che sono rimaste nella storia e che in qualche caso l'hanno cambiata, è difficile che fossero in quella classifica. I Beatles sono riusciti, facendo un esempio, ad avere innovazione, qualità e un successo spropositato. Quando invece l'innovazione e la qualità vanno su binari, penso al Battisti finale, quello con Panella, che personalmente a me piace moltissimo, praticamente non vendeva, non penso gli interessasse neanche vendere, giunto a quel punto, però faceva delle cose che sembrano scritte oggi. E questo non c'entra niente con il successo, anzi, quei dischi sono forse molto più apprezzati adesso che quando sono usciti. Ed è così un po' per, come dicevamo prima con George, una tendenza nella riscoperta di album che magari all'epoca non avevano attirato molto l'attenzione, e oggi confermo, tra l'altro, Battisti bellissimi gli ultimi album con il poeta Pannella. Approfitto di George, l'ultimissima cosa che ti chiedo, visto che sei qua con noi, oggi si può ancora vivere di musica, e poi magari ci dici se hai dei tour in partenza, qualcosa. Allora, ha detto molto bene lui, c'è un divario che ormai è difficilmente colmabile tra chi decidono che possa vivere di musica, perché non è che è la qualità dell'artista, però c'è chi decide che fa parte di quel gruppo e quindi può vivere di musica, e chi no. C'è grandissima qualità, perché adesso chiunque può fare dischi, quindi c'è anche la possibilità di trovare veramente cose belle su Spotify, su Apple Music, su tutte le piattaforme. Però purtroppo chi fa musica deve confrontarsi con la povertà. Un tempo noi vendevamo i dischi, io ho venduto circa 10 milioni di dischi e devo dire che te ne accorgevi quando li vendevi i dischi. Adesso se fai 10 milioni di ascolti ti porti a casa 1.000 euro. Ecco, con 1.000 euro, per carità, dignitosissimi, ma una volta, e dopo cosa fai? Come vivi? E questo sta facendo uscire molti grandi artisti importanti dalle piattaforme. Si stanno rifiutando di pubblicare nelle piattaforme e tornano nei loro siti a far sì che i loro fans, addirittura qualcuno dà la musica gratuitamente pur di farla girare senza far arricchire personaggi così. Ecco, giusto per chiudere il cerchio, cioè è tragicamente vero che oggi non puoi vivere di musica, lo puoi fare, anche questi stadi pieni che ci fanno vedere sono tutta fuffa, o buona parte fuffa, organizzati in maniera allucinante, che creano debito, non vantaggio per gli artisti in molti casi, quindi è un mondo non bello, non è mai stato straordinariamente bello, però adesso veramente il mondo della musica non è il massimo. E io per mio sto facendo molte produzioni su Spotify, cioè sulle piattaforme,
grazie a Dio, essendo un artista degli anni '80, ogni anno stampo 1 o 2 vinili che mi vengono stampati da etichette internazionali in Finlandia, in Messico, in Olanda, quindi stiamo avendo un bel giro. Io faccio anche il produttore di Anita Campagnolo, che è un artista che veniva dai New Scene, un vecchio gruppo. Ho fatto dei duetti con Ryan Paris, con Bobby Solo, con Transex, che era un personaggio degli anni '80 molto... Facciamo le tournée con tutti gli altri artisti, con Denaro, con Righeira, tutta la vecchia guardia, diciamo, finché stiamo in piedi. Noi abbiamo detto che fra un paio d'anni cominceremo a fare gli ospizi, perché... Sì, io ero il più piccolo probabilmente negli anni '80, che avevo 18 anni e ho 61 anni adesso, quindi lascio immaginare quelli che erano più grandi già allora. Però stiamo facendo, giriamo molto all'estero. Io di mio sono fortunato perché ho trovato successo già negli anni '80 negli Stati Uniti e in Messico, e quindi ogni anno vado negli Stati Uniti e in Messico a fare serate e spettacoli. Lì è un altro mondo anche in questo senso, perché negli Stati Uniti c'è ancora rispetto per gli artisti, c'è rispetto per gli artisti per quello che hai fatto prima, e i giovani guardano ai più vecchi come esempi, e questo mi ha molto colpito, perché ci sono artisti di fama internazionale incredibili che vengono a vedere i miei spettacoli piuttosto che gli spettacoli di altri miei colleghi e dicono: noi abbiamo imparato da voi, io ho cominciato a fare musica grazie a voi, come io lo facevo con Bobby Solo, con Elvis Presley, cioè c'è questo senso di rispetto per la storia che qui in Italia invece non c'è mai stato. Non è che non lo hanno i ragazzi adesso, non ce l'avevamo neanche noi, perché noi guardavamo i più vecchi come dire: va, sì, ma fatto, io sono più bravo. Abbiamo sempre questa... E invece in realtà è tutta una continuità, e se siamo ridotti, scusatemi il termine, alla musica di oggi è perché noi non abbiamo saputo portare avanti determinate cose in modo corretto, e poi ci sono gli interessi, vabbè, che l'ho già detto fino alla stanchezza. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata, passo con i saluti, quindi ripartiamo proprio da George. Grazie per essere stato qui questa sera. Grazie a voi, è stato un piacere, sai che torno sempre volentieri da voi, e magari la prossima volta parliamo più di musica e meno di politica, perché ero venuto a parlare di musica, poi mi trovo... Colpa mia, chiedo scusa. No, non è una colpa, è un... diciamo che anche la politica fa parte della nostra vita, quindi è giusto, però. Grazie Jacopo. Grazie a te, grazie a voi e buona serata. Grazie a Tito Borsa. Grazie Matteo, grazie ai nostri ospiti, al pubblico per la prima volta e anche ai nostri telespettatori. Grazie a Fabio Casetto. Grazie Matteo, grazie al pubblico e alla prossima volta. E anche io ringrazio il nostro pubblico, che appunto è questa novità da questa puntata. Possiamo fare noi un applauso al Sì, pubblico sì. che ci ha sopportati? Ecco. Loro non possono cambiare canale. Esattamente, al massimo scappano. Io approfitto anche per augurarvi buone feste, buon Natale, un buon Santo Natale. La prossima puntata è fissata per il 14 gennaio, sempre alle 21. Vi ringrazio, vi auguro buonanotte e alla prossima.